Lui sostanzialmente o vende merce, per cui si fa inviare i soldi tramite bonifico e poi sparisce, merce di tutti i tipi, ho visto da parte sua annunci di mobili per la casa, abbigliamento, orologi, legna da ardere, attrezzatura da lavoro, cioè vende più roba di Amazon, oppure lavori da artigiano, principalmente da idraulico, muratore, dice di fare manutenzione alle caldaie, manutenzione stufe pellet, anche con documentazione, che però non è vero, lui sostanzialmente si fa dare l'acconto e sparisce. È questo il modus operandi del truffatore che da circa 2 anni si spaccia sui gruppi social come sedicente tecnico, offrendo la propria disponibilità per riparazioni idrauliche o di elettrodomestici, intercettando i post degli utenti in cerca di uno specialista. Abbiamo intervistato una delle tante vittime tra le province di Treviso, Padova e Venezia caduta nella sua trappola. Si trovava peraltro nella mia città, Padova, perché aveva dei cantieri aperti in zona e quindi ha fatto una scappata a casa mia per vedere se poteva fare qualcosa. Lui è originario della provincia di Treviso, cioè esattamente di Cornuda. Quindi visiono il lavoro, mi disse che cosa avrebbe fatto, diede la sua disponibilità, mi fece anche un preventivo e si portò via alcuni pezzi di tubazioni, valvole, raccordi e un acconto di 300 euro per iniziare i lavori, che li pagai al momento dal cellulare tramite bonifico bancario. Una volta ricevuto il denaro, il truffatore è sparito nel buio, sono iniziate le scuse e i rinvii fino al blocco del numero di telefono della vittima. A nulla è servita la denuncia ai carabinieri, il malvivente tutt'oggi agisce ancora indisturbato. Io purtroppo feci delle ricerche dopo. Le avessi fatte prima, cercando nei vari gruppi social delle città, ci sono ad esempio su Facebook dei gruppi che si chiamano Sei di questa città, se, puntini puntini, cercando tutte le città delle province di Treviso, Padova, Venezia, lui è iscritto in tutti quanti. E dal 2020 poi ci sono decine di segnalazioni, gente che avvisa non rivolgetevi a questa persona, è un truffatore, mi ha estorto 300 euro, gli ho dato 1000 euro ed è sparito.